Due morti ammazzati per un trattore, svelati in retroscena di 2 omicidi avvenuti nell'ambito di una faida tra famiglie mafiose di Palma. Investimento da 2,5 milioni per procedure anticontagio nelle spiagge libere siciliane. Sindacati scettici sul rientro a scuola a settembre. Turni festivi sono finiti e i regionali non vogliono lavorare, i musei rischiano la chiusura. Dal giugno 2021 il Telamone di Agrigento torna in piedi. Akragas riconfermati alcuni calciatori, entro fine mese si completerà la rosa. Canicattì, Pippo Romano resta ad allenare i biancorossi. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Svelati, retroscena e gli autori di 2 omicidi avvenuti nell'ambito di una faida tra le famiglie mafiose di Palma di Montechiaro. I carabinieri della compagnia Delicata, unitamente al personale della squadra mobile di Agrigento, all'alba hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 9 indagati. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. Conferenza stampa stamani in procura ad Agrigento, la prima del post-Covid-19, per illustrare l'operazione che ha visto alle prime luci dell'alba operare congiuntamente sia i carabinieri che la polizia per eseguire un'ordinanza cautelare nei confronti di 9 indagati emessa dal GIP Stefano Zammuto su richiesta del procuratore capo Luigi Patronaggio e del sostituto procuratore Alessandra Russo. Finalmente viene fatta luce su 2 omicidi che hanno interessato la città del Gattopardo, il primo quello di Enrico Rallo, l'altro di Salvatore Azzarello, vittime di 2 agguati avvenuti rispettivamente il 9 novembre del 2015 e il 18 settembre 2017, che facevano capo a 2 famiglie mafiose diverse e contrapposte tra loro, strutturate in 2 organizzazioni criminali e che avevano a disposizione armi e munizioni a volontà. Le persone arrestate sono 3 in carcere e 2 domiciliari, 2 per omicidio fatte dalla squadra mobile della Polizia di Stato e quelle delle armi eseguite dai carabinieri. I nomi degli indagati in carcere sono Ignazio Rallo, 39 anni, Roberto Nolfo, 28 anni, Angelo Castronovo, 63 anni, mentre vanno ai domiciliari Pino Azzarello, 39 anni, Carmelo Pace, 58 anni. Gli altri indagati con l'obbligo di firma di presentazione sono Giacomo Alotto, Gaetano Gioacchino, Burgio Giuseppe Giganti, Giuseppe Rallo. Rallo viene ucciso in un agguato il 9 novembre del 2015 in piazza Aquilina a Palma di Montechiaro. Viene colpito alle spalle mentre tenta di fuggire e morirà dopo un paio di settimane. Successivamente viene ucciso Salvatore Azzarello nel 2017, incontrato a Burraite al Borgo La Loggia mentre lo stesso guidava un trattore. Sì, la collaborazione è stata in questo caso essenziale, c'è stato il coordinamento assolutamente magnifico direi da parte della Procura della Repubblica, che ha messo assieme più risultanze investigative da parte nostra e da parte dei carabinieri e raccolte tra l'altro in tempi e in occasioni differenti, quindi un grande collage giudiziario da parte della Procura che ha permesso oggi di riuscire assieme ai colleghi dell'Arma a raggiungere questo risultato. Per l'ennesima volta, come dicevo prima, tutto a Palma nasce per futili motivi. Abbiamo visto in più occasioni in tentati omicidi o omicidi fatti per motivi assolutamente banali, il che porta anche alla considerazione che il numero incredibile di armi che circola a Palma di Montechiaro, la disponibilità di armi che è sicuramente notevole, i continui sequestri che hanno fatto i carabinieri, che abbiamo fatto noi non solo in quella zona ma in tutta la provincia, che portano sempre e comunque a rilevare il fatto che ci sono tante armi in provincia e tante volte utilizzate per motivi veramente ridicoli. Questo è un filone che è stato pregevolmente portato avanti dai carabinieri, che hanno rilevato e seguito attentamente un filone molto importante, in particolare su un soggetto che in qualche maniera aveva una disponibilità di armi non indifferente. Le persone coinvolte, gli arresti quanti sono? Gli arresti in carcere sono andate 3 persone, 2 accusate di omicidio e una per quanto riguarda il traffico di armi, diciamo la detenzione illegale di armi. Un paio sono finite domiciliari e infine abbiamo 4 persone con l'obbligo di firma per reati minori dal favoreggiamento sempre o comunque reati relativi alle armi. Si tratta di un'operazione molto importante, svolta in un territorio molto delicato, quello di Palma di Montechiaro. La cifra distintiva di questa operazione è la seguente: presenza di armi sul territorio, non si esita ad uccidere
per motivi assolutamente banali, e attraverso queste indagini, che sono iniziate con un repertamento anche di livello scientifico, con la nostra sezione di investigazioni scientifiche, e attraverso il controllo del territorio si è riusciti a creare le premesse perché 2 omicidi potessero essere scoperti. Il coordinamento fatto dalla Procura della Repubblica ha consentito di mettere insieme delle indagini che sono state portate avanti dalle 2 forze di polizia a competenza generale, e questo ha consentito effettivamente di poter inquadrare la faida che era in corso sotto tutti i punti di vista. Non secondarie sono state le operazioni che hanno portato al rinvenimento e al sequestro di armi nel corso dell'attività, e anche questa notte, in cui abbiamo operato grazie anche ai carabinieri dello squadrone riportato dei cacciatori di Sicilia, attraverso delle perquisizioni molto accurate, è stato possibile rinvenire alcune cartucce, e cioè cartucce calibro 7,65 che sono state sequestrate e i cui detentori sono stati segnalati alla Procura della Repubblica. Per cui c'è una certa soddisfazione per questa operazione, perché ha sventato la possibilità che ci potessero essere ulteriori effetti di questa situazione di tensione su Palma di Montechiaro. Sono state tolte quindi dalla strada armi, munizioni, e questo significa riappropriarsi del territorio, un territorio che è sotto controllo e in cui la risposta dello Stato non si fa attendere. Operazione Eride: sono 15 le ordinanze di custodia cautelare nell'ultima indagine della Direzione Distrettuale Antimafia a Palermo. Cosa Nostra riorganizza la rete della droga per rimpinguare le casse, per assistere le famiglie dei detenuti che sono aumentati dopo gli ultimi blitz, mentre la tensione sale tra le famiglie mafiose per il ritorno in libertà di alcuni scarcerati, e questo rimette in discussione equilibri e alleanze. C'è il servizio. La complessa indagine rivelava uno spaccato della realtà mafiosa palermitana e del suo diretto coinvolgimento in dinamiche legate al traffico e alla vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti di diverso genere, i cui proventi, decurtati dal guadagno dei singoli spacciatori individuati ed autorizzati a smerciare droga dal sodalizio, confluivano nelle casse dell'organizzazione. La rimodulazione degli assetti veniva proposta ad Annatelli Filippo, reggente della famiglia mafiosa, da un affiliato della consorteria, Salvatore Mirino, deciso a convincere il proprio referente ad affidargli, a pochi giorni dalla sua scarcerazione, la direzione operativa delle attività legate allo smercio di droga nell'area controllata dal sodalizio. Attraverso lo stretto monitoraggio degli affiliati si riuscivano a documentare le fasi precedenti, concomitanti e successive all'incontro riservato avvenuto nel febbraio del 2017 all'interno di un'agenzia di onoranze funebri tra Annatelli e Mirino, in cui si decideva, in favore del secondo, di estromettere il sodale precedentemente incaricato della gestione del traffico di stupefacenti, individuando la necessità di affidare a nuovi personaggi di massima fiducia il controllo della vendita di droga su Corso Calatafimi. La nuova struttura veniva così articolata: Filippo Annatelli, al vertice della famiglia mafiosa di Corso Calatafimi, demandava la gestione operativa ad altri sodali, intervenendo in prima persona in caso di frizioni tra i membri delle diverse consorterie. Salvatore Mirino ed Enrico Scalavino, deputati alla gestione operativa dei traffici e dello smercio della droga, fungevano da intermediari. Giuseppe Massa, detto Shen, e Ferdinando Giardina, responsabili della fornitura, erano incaricati anche della riscossione del denaro derivante dalla vendita della droga. L'approfondimento investigativo svolto sugli affiliati inoltre permetteva di registrare nel marzo e nell'aprile 2018 2 summit avvenuti all'interno di una parrucchieria palermitana. Al primo partecipava Salvatore Mirino e Gaspare Rizzuto, reggente della famiglia mafiosa di Palermo Centro, mentre al secondo prendeva parte, oltre al Rizzuto, anche Salvatore Pispicia, uomo d'onore della famiglia mafiosa di Portanuova, nonché diretta espressione della volontà mafiosa del cugino Gregorio Di Giovanni. Dopo alcune imprudenti espressioni di Enrico Scalavino, che aveva riportato al proprio referente mafioso un presunto inasprimento dei rapporti con la limitrofa consorteria, i 2 incontri si erano resi necessari per chiarire la persistenza di ottime relazioni
relazioni tra i sodalizi e l'intenzione di continuare a collaborare nell'illecito traffico e nella successiva redistribuzione di stupefacenti. Resta confinato al 41 bis il boss campobellese Giuseppe Falsone, ritenuto capo indiscusso di Cosa Nostra in provincia di Agrigento. È stato rigettato il ricorso dei suoi difensori che chiedevano l'annullamento del carcere duro. Sarà proposto appello in Cassazione. Vediamo. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto dagli avvocati Angela Porcello, Piera Farina e Maria Brucale, difensori del boss di Campobello di Licata Giuseppe Falsone, avverso il decreto ministeriale di proroga del regime carcerario previsto dal 41 bis, cioè il carcere duro, ritenendo concreto il pericolo per l'ordine e la sicurezza. Ritenendo non condivisibili le considerazioni in merito all'insufficienza degli elementi per l'ulteriore prolungamento per 2 anni del regime carcerario speciale rilevati nel reclamo, la difesa ha pertanto preannunciato la proposizione entro il brevissimo termine di 10 giorni del ricorso per Cassazione. La difesa ha sostenuto in merito a sostegno di ciò il cambio degli equilibri criminali nella zona di appartenenza di Falsone, l'avvenuto cambio di vertice in provincia di Agrigento secondo gli stessi provvedimenti giudiziari emessi, il mancato coinvolgimento nelle recenti operazioni di polizia giudiziaria che hanno interessato la provincia di Agrigento, nessun elemento di comunicazione con l'esterno, l'allontanamento del nucleo familiare di Falsone dal contesto siciliano, la reclusione da 10 anni preceduta da un lungo tempo di vita all'estero. Infine è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, non potendo il Ministero di Grazia e Giustizia emettere provvedimenti qualificabili come misure di prevenzione. Ha invece rilevato il Tribunale, pertanto rigettato il reclamo proposto, che Falsone è sempre rappresentante provinciale di Cosa Nostra in provincia di Agrigento, che non è mutato il suo ruolo apicale, avendo soppiantato Maurizio Di Gati, appartiene ad una famiglia dedita agli illeciti, l'associazione è particolarmente operante in provincia di Agrigento, come dai provvedimenti di fermo emessi, il comportamento intramurario del detenuto non è corretto in merito alla corrispondenza per avere curato l'azienda di famiglia agricola e dedita al bestiame, pertanto oggetto di sequestro. La compagine criminale arrestata con le ultime 2 operazioni sono a lui vicine anagraficamente poiché è nato nel 1970. Circostanze, deduzioni, affermazioni e considerazioni che saranno oggetto di confutazione nel ricorso per Cassazione che sarà proposto dagli avvocati Angela Porcello e Maria Brucale e che saranno vagliate dalla Suprema Corte, a cui spetta il giudizio finale in merito a questa proroga biennale. Oggi è l'anniversario della morte di Giorgio Boris Giuliano, il capo della squadra mobile di Palermo ucciso dalla mafia la mattina del 21 luglio 1979, mentre pagava il caffè in un bar in via di Blasi a Palermo, fu freddato alle spalle da una raffica di pallottole sparate da Leoluca Bagarella, cognato di Totò Riina. I dettagli nel servizio. Un omicidio perpetrato con vigliaccheria, quello che vide vittima il 21 luglio del 79 il capo della mobile di Palermo Boris Giuliano, freddato alle spalle dal killer della mafia Leoluca Bagarella, cognato del boss Totò Riina, forse perché Giuliano era armato e sapeva ben usare le armi. Un servitore dello Stato, un fedelissimo servitore dello Stato, morì quel giorno, a 49 anni, e lasciò un grandissimo vuoto, ancor di più nel cuore dei familiari, e tra questi 3 bambini. Perché la mafia lo uccise? Una domanda con una risposta semplice se si esamina la sua azione, con al centro la linea guida messa in campo dal giudice Falcone, cioè seguire i soldi. Giuliano fece proprio questo e in più poteva contare sulla fiducia presso i colleghi americani della DEA e dell'FBI. Ricordiamo che si formò anche alla scuola di quantico dell'FBI, dove imparò a sterilizzare la scena del crimine, cacciando cronisti, curiosi e se del caso poliziotti, perché nessuno inquinasse le tracce. Soldi significava anche droga e da acuto investigatore aveva intuito la portata internazionale e gli intrecci mafiosi con politica e finanza, quando ancora, prima del maxi processo, la parola Cosa Nostra non esisteva nelle sentenze. E poi come non menzionare che nel 1970 Giuliano aveva indagato sui cugini Salvo, i potenti esattori in odor di mafia, sospettandoli tra l'altro di essere implicati nella scomparsa del giornalista Mauro De Mauro. Secondo Giuliano la scomparsa era di origine mafiosa, per conto terzi, del falso incidente d'aereo che aveva causato la morte del presidente dell'ENI Enrico Mattei. Qualcosa di nuovo doveva esserci. E c'era, anche se ci vorranno ancora 5 anni, perché Giovanni Falcone provi l'appartenenza dei Salvo alla cosca mafiosa di Salemi.
e spicchi nei loro confronti un mandato di cattura, ma Giuliano non proseguì le indagini sui due cugini perché fu barbaramente ucciso. Tutti i colleghi e chi collaborava con lui hanno disegnato un profilo altissimo del poliziotto, chiamato americano, caratterizzato dai baffoni, ma principalmente un uomo che rivoluzionò il lavoro della mobile, ispirando il pool di Chinnici, Falcone e Borsellino. Infine, in riferimento alle indagini sulla sua morte, basti pensare che verranno prese in carico dall'Ufficio Istruzione di Palermo, e in particolare da Paolo Borsellino. Totò Riina, Bernardo Provenzano e Filippo Marchese verranno condannati come mandanti dell'omicidio, con la sentenza definitiva del maxi processo di Palermo, istruito da Giovanni Falcone e dallo stesso Borsellino. La famiglia di Boris Giuliano all'inizio ha faticato a trovare un avvocato di parte civile. A quell'epoca, ha raccontato di recente la figlia Emanuela, a Palermo evidentemente rendeva di più difendere i mafiosi. A Bovo Marina, frazione balneare di Montallegro, chiuso il parcheggio privato autorizzato dal comune. Il servizio. Dopo appena 15 giorni chiude il parcheggio privato autorizzato dal comune di Montallegro nella località balneare di Bovo Marina. Con una propria ordinanza il primo cittadino Caterina Scalia ha disposto la sospensione delle precedenti ordinanze con le quali ne aveva autorizzato l'istituzione. Nel fine settimana non sono state poche le problematiche legate alla gestione del traffico, visto che la zona viene presa d'assalto da una folla di turisti e villeggianti. Le motivazioni ancora non si conoscono, ma sulla chiusura potrebbe aver influito la denuncia presentata nei giorni scorsi dai fratelli Manzone, proprietari di un terreno adiacente, oggetto lo scorso anno di un sequestro preventivo da parte della Procura di Agrigento. Chiamato in causa in merito alla sospensione del parcheggio, il sindaco Scalia ha preferito non commentare. Hanno lasciato delle dichiarazioni i fratelli Manzone, che affermano: sulla vicenda che ci vede nostro malgrado protagonisti sono stati usati due pesi e due misure, attaccano i fratelli Manzone. Siamo gli unici ad aver avuto il terreno sequestrato, nonostante assieme a noi siano state indagate 9 persone per presunta occupazione di area demaniale, almeno secondo quanto scritto dalla procura. Per sopperire alla mancanza di parcheggi, continuano i fratelli, il sindaco ha pensato bene di istituire un parcheggio in un'area sottoposta ad indagine penale, facendo finta di non sapere del procedimento giudiziario ancora in corso, nonostante l'indagine sia stata avviata proprio da una segnalazione da parte del sindaco stesso. Ciò ci è sembrato un attacco posto in essere a disprezzo di quanto sancito dalla legge e dalle regole della pratica amministrativa e dimostra l'arroganza nella gestione della cosa. Ci scusiamo, concludono i fratelli Manzone, per il disagio indirettamente provocato per la difficile gestione del traffico nella zona balneare, ma ci teniamo a precisare che siamo le uniche vittime di questa vicenda e ci auguriamo pertanto che la giustizia possa fare il suo corso restituendoci la proprietà che legittimamente ci appartiene da più di 100 anni. È arrivata da pochissimo la risposta del sindaco di Montallegro Caterina Scalia, che così scrive: la vicenda dei parcheggi di Bovo Marina ha origini lontane, quasi secolari. Abbiamo dovuto aspettare per anni di portare a galla ciò che per molto tempo è rimasto ben nascosto. Per questo ringraziamo il comandante Campisi, che ha condiviso con la magistratura le criticità che il parcheggio di Bovo Marina presentava. E ancora prosegue il primo cittadino: l'amministrazione tramite provvedimento straordinario ha autorizzato la gestione e l'apertura di un parcheggio di natura privata. Tale operazione però non è risultata vincente a causa di problematiche giudiziarie sorte in un secondo momento, non legate all'operato dell'amministrazione. Ad oggi l'amministrazione sta perseguendo l'obiettivo dell'assunzione in via definitiva delle aree demaniali di Bovo Marina per adibirli a parcheggio comunale stagionale e a trovare negli uffici preposti una soluzione concreta e definitiva ad una problematica che da anni denigra il nostro bene più prezioso, Bovo Marina, conclude il primo cittadino. Un investimento da 2,5 milioni di euro per attivare le procedure anticontagio da Covid-19 nelle spiagge libere, lo ha predisposto la regione siciliana. Lello Casesa. Le bellissime spiagge libere che si trovano sparse nella splendida Sicilia potranno essere controllate dalle forze dell'ordine sulle misure anti-Covid e ciò renderà un servizio di qualità anche all'offerta turistica e soprattutto ai bagnanti. È la sintesi di un accordo tra ANCI e Regione Siciliana per i litorali dell'isola.
I due assessori del governo Musumeci, Cordaro e Razza, hanno infatti stipulato un protocollo con l'ANCI di Leoluco Orlando. La regione si impegna ad utilizzare un fondo di oltre 2,5 milioni prelevato dal fondo sanitario per essere destinato alle spiagge. Serviranno per finanziare la cartellonistica, l'acquisto di dispositivi di protezione di sicurezza, igienizzanti, dispenser ed attività di sanificazione, dunque molte delle attività che non attengono strettamente ai controlli. Se ai comuni infatti spetta una vigilanza in senso lato, per la quale la Regione ha deciso di finanziare il 50% della spesa, i controlli in senso stretto spettano invece alle forze dell'ordine, ha sottolineato Cordaro. L'accordo arriva dopo un fitto confronto fra Palazzo d'Orleans e l'Associazione Nazionale dei Comuni. L'intesa, dichiara l'assessore alle infrastrutture al territorio Cordaro, arriva dopo una collaborazione con il presidente dell'ANCI Sicilia, Leoluca Orlando. I soldi saranno distribuiti fra i 126 comuni costieri in proporzione alla lunghezza delle coste. Un comune con poche centinaia di metri di spiaggia avrà tanti soldi in proporzione alle sue spiagge. Adesso, continua Cordaro, bisognerà stilare una tabella di distribuzione. Aspettiamo di sapere dall'ANCI, che ha condotto un monitoraggio, quanto dobbiamo dare a ciascuno dei comuni costieri. Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese in visita a Lampedusa dopo che il presidente della regione Nello Musumeci ha chiesto lo stato d'emergenza a causa dei continui approdi di barconi e microcarette. È stata fischiata e contestata una manifestazione organizzata dalla Lega che spiega Lampedusa vive di turismo e il settore è fortemente pregiudicato dall'emergenza sanitaria determinata dal coronavirus. Sull'isola non c'è un ospedale ma un poliambulatorio. Gli isolani, da sempre popolo d'accoglienza, hanno paura che l'emergenza immigrazione si traduca per Lampedusa nel concreto rischio contagio da Covid-19. E il sindaco di Lampedusa Totò Martello, a seguito della visita del ministro Lamorgese, ha affermato: con il capo del Viminale abbiamo discusso delle regole di accoglienza e di gestione dell'hotspot e dei trasferimenti, del trattamento delle imbarcazioni che arrivano in porto e anche di quelle affondate nei nostri mari che intralciano e danneggiano l'attività delle marinerie. Il ministro si è impegnato ad attivare un tavolo di confronto con altri ministeri per portare avanti un'azione coordinata che possa affrontare altri aspetti, dalla dichiarazione dello stato di emergenza per l'isola agli interventi legati alla crisi coronavirus fino al sconfinamento nelle nostre acque territoriali di pescherecci nordafricani. Rientro a scuola a settembre, per i sindacati non ci sono le condizioni. Carmelo Lentini. Ha così dichiarato il segretario della CGIL Scuola Francesco Sinopoli e punta il dito contro il Ministero, accusandolo di aver fatto partire in ritardo il confronto sulla questione scuola. Ma non è tutto. C'è anche il problema della scarsità di risorse, che il sindacalista definisce drammatica. E ancora, i dirigenti scolastici sono a caccia di spazi, serve un organico straordinario che al momento non c'è. Nel corso di una conferenza stampa dei sindacati della scuola, Sinopoli si è detto preoccupato di dover tornare alla modalità di didattica a distanza, tenendo conto del fatto che il tempo è sempre meno e le soluzioni per ora non si vedono. Probabilmente alcuni studenti non torneranno subito in classe, ma seguiranno ancora le lezioni online. Noi sindacati, ribadisce ancora, vogliamo che si ritorni a scuola, non vogliamo soluzioni diverse. Abbiamo bisogno di un decreto legge sulla scuola e il governo deve dire con chiarezza che bisogna riaprire la scuola in presenza. Ma la questione è aperta. La ministra Azzolina ha chiesto al Ministero dell'Economia 80.000 nuove assunzioni. Questi sarebbero i posti disponibili per quest'anno, ma delle 53.000 nuove assunzioni autorizzate dal MEF lo scorso anno, meno della metà sono andate a buon fine. Secondo i calcoli fatti dalle parti sociali, gli 1,4 miliardi stanziati sinora dal governo nel decreto rilancio potrebbero coprire i costi per 56.000 docenti per il prossimo anno scolastico, i quali potrebbero garantire circa 30 ore settimanali in più. Per quanto riguarda il personale ATA, invece, con i fondi finora a disposizione, si potrebbero andare ad assumere 16.000 persone. Ma queste non sarebbero ancora abbastanza per garantire tutte le operazioni di pulizia e igienizzazione previste dal protocollo sanitario della scuola.
Salta l'accordo, stop all'apertura dei siti culturali della regione siciliana. I turni festivi sono finiti o quasi durante il lockdown e la contrattazione con i lavoratori per prevedere ulteriori straordinari ha prodotto una fumata nera. Lello Casesa. Qualcuno dai corridoi dei palazzi sussurra che questa volta sono i sindacati a mettersi contro il presidente della regione dopo le accuse ai loro dipendenti considerati grattapancia. Ed infatti il primo effetto sarà lo stop all'apertura dei siti museali in Sicilia per il mancato pagamento degli arretrati. I sindacati infatti non ci stanno ed hanno scritto una nota al governatore. Caro Presidente, sono ancora fermi i pagamenti delle indennità del 2019, spettanze dovute per i sacrifici fatti, scrivono i sindacalisti Salerno e Di Paola del Sadirs. E non si può chiedere continuamente ai lavoratori uno sforzo senza alcuna retribuzione. In tutto sono circa 700 i lavoratori in attesa di indennità che in media si aggirano tra i 3 e i 4.000 euro. Questi lavoratori, scrive il sindacato, hanno garantito l'apertura dei musei la domenica e di festivi lo scorso anno, senza ricevere un euro di indennità aggiuntiva. Per giunta sono pure accusati di essere fannulloni. Questo è il risultato di una politica fallimentare dell'assessorato e del governo, nonostante la disponibilità e la buona volontà del personale che ha sempre lavorato con coscienza e nell'interesse della pubblica amministrazione. Evidentemente tutto questo non è stato compreso, dice ancora il Sadris, che ribadisce che fino a quando non si avranno notizie certe non firmeremo nessun nuovo accordo. Ricordiamo perfettamente che il caso era scoppiato alla fine di giugno, quando il dirigente generale dei beni culturali Sergio Alessandro aveva comunicato ai sindacati che nelle aree archeologiche si era già arrivati al limite dei turni e si chiedeva la predisposizione di un piano straordinario con incentivi per garantire le aperture dei siti. Lo stesso piano approvato l'anno scorso che non era stato neanche pagato. Durante il periodo del lockdown, infatti, la gran parte del personale ha lavorato anche nei giorni festivi, assicurando la guardiania con un personale ridotto all'osso. La Sicilia, conclude Di Paolo, ha molti siti culturali e devono essere sorvegliati tutti. Per far questo è necessario che i lavoratori siano pagati per il servizio che svolgono. Il telamone al tempio di Zeus sarà rialzato e visibile nella sua magnificenza a partire dal giugno 2021. A settembre inizieranno infatti i lavori curati da una ditta del Ragusano che avranno una durata di 9 mesi. I dettagli nel servizio. Inizieranno nel mese di settembre i lavori per il restauro del tempio di Zeus Olimpio nella Valle dei Templi, che il parco ha affidato ad una ditta del Ragusano per un importo pari a 500.000 euro al netto del ribasso d'asta. Si tratta di un progetto elaborato e curato dal direttore del parco, Roberto Sciarratta, e di Bernardo Agrò, direttore del Consiglio del Parco, due organismi diversi che si occupano sia della gestione che della programmazione dell'ente. Tra le ipotesi progettuali, quello di rialzare il telamone, che sarà dunque visibile ai turisti a partire dal mese di giugno 2021, dopo 9 mesi di cantiere. Lo spiega nel dettaglio Roberto Sciarratta. Il telamone sarà rialzato con delle parti riassemblate nel 2008 su rilievo di Heinz-Jürgen Best dell'Istituto Archeologico di Roma, tra l'altro scavati da Pirro Marconi negli anni 20, abbastanza noti e conosciuti. Tra il 2005 e il 2008, spiega ancora Sciarratta, è stata condotta una estesa campagna di studi e rilievi da parte dell'Istituto Archeologico Germanico di Roma, guidata da Heinz-Jürgen Best, che ha portato a completare un nuovo rilievo sistematico dei resti dell'Olympion e dei suoi più importanti elementi architettonici. L'obiettivo dell'indagine scientifica mirava ad una ricostruzione attendibile delle architetture del Tempio per rispondere così alle domande ancora aperte sulla base di una approfondita analisi architettonica degli elementi costituenti. Sono stati localizzati più di 90 frammenti che per dimensioni e forma appartengono chiaramente alle sculture del Tempio, tra cui blocchi provenienti da almeno 8 diversi telamoni che sono stati temporaneamente assemblati e musealizzati all'interno del perimetro del Tempio. Il progetto vuole musealizzare una serie di elementi architettonici e statutari particolarmente importanti presenti nell'area del Tempio di Zeus, ultima esile testimonianza delle forniture e delle finiture del santuario. In particolare una serie di blocchi madonati, 5 in totale, che facevano parte del frontone della trabeazione, 2 capitelli, una porzione di trabeazione, architrave e freggio, e cornice Jason, un telamone.
Nascosti tra i ruderi del Tempio di Giove Olimpico, quello che Diodoro descrisse essere come una delle opere più importanti dell'antichità, continua Sciarratta, si trovano numerosissimi resti utili alla ricostruzione degli elementi architettonici più singolari presenti nei templi di Akragas. Ci sono infatti più telamoni che giacciono in pezzi tra i resti del più grande tempio greco della Sicilia, in parte individuati già da Pirro Marconi, che negli anni 20 del secolo scorso scrive sulla sorte di questo illustre edificio, il più famoso tra quelli di Agrigento, definendolo come perlomeno singolare. I greci chiamavano Atlanti i telamoni, figure virili che sorreggevano trabeazioni o cornici, Atlanti come il titano che sorreggeva il cielo. Il telamone ricostruito sarà posizionato nella zona a nord-est del tempio, la stessa che i viaggiatori dell'Ottocento in Sicilia, disegnatori e studiosi, individuavano come il punto da cui il gigante emergeva dai ruderi. Il telamone dunque tornerà in posizione verticale con i reperti che erano stati rinvenuti dagli archeologi nell'area di scavo. La grandezza di questo gigante, che componeva soltanto una piccola parte dell'edificio sacro, potrà dare l'idea della magnificenza dell'architettura del tempo. Ogni gigante, alto 7,65 m, era il più grande dell'antichità in Sicilia e tra i più grandi dell'intera arte greca. La spesa preventivata è di 524.644 euro, sulla quale la ditta salvatrice Tiziana Cilia, con sede a Vittoria, ha offerto un ribasso del 22,73%. Domani, mercoledì 22 luglio alle 11, nel giardino del ristorante Il Molo a San Leone, il candidato sindaco di Agrigento alle prossime elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre presenterà alla città la propria candidatura. Si tratta, afferma Zambuto, di una proposta di governo della città di Agrigento, frutto della mia esperienza già maturata come sindaco, della tanta passione che ho sempre profuso nel mio impegno di amministratore e del desiderio di spendermi ancora senza alcuna riserva a favore dei miei concittadini. Adesso la pubblicità, tra poco vi aspetto. Il reparto di cardiologia e terapia intensiva cardiovascolare dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì continua a funzionare nonostante ci siano soltanto 4 medici in servizio. Gran lavoro del primario Luciano Sutera Sardo. C'è il servizio. Il presidio ospedaliero Barone Lombardo di Canicattì registra un'altra pesante criticità che riguarda il reparto di cardiologia, unità di terapia intensiva cardiovascolare. In pratica, da alcune settimane, il funzionamento del reparto è assicurato grazie alla tenacia e alla buona volontà del primario facente funzione, Luciano Suterasardo, e degli altri 3 cardiologi rimasti in servizio. A seguito della scadenza del termine del contratto a tempo determinato di 2 dirigenti medici dell'aspettativa di legge concessa ad un altro cardiologo, il reparto si è ridotto con soli 4 cardiologi, nonostante l'organico preveda ben 10 unità. La carenza di personale medico del reparto di cardiologia, unità di terapia intensiva cardiovascolare dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì, è stata colmata grazie al grande spirito di squadra e alla abnegazione dei 4 cardiologi in servizio: il direttore Luciano Suterasardo, Rosario Pascale, Rita Lamantia e Claudia Mossuto. Quest'ultima ha preferito prolungare la sua presenza a Canicattì, dove è applicata temporaneamente, dimostrando massima collaborazione e solidarietà agli altri medici del reparto. Grazie a ciò sono state finora evitate possibili disfunzioni che ricadrebbero sull'incolpevole utenza dell'Interland, che comprende soprattutto i comuni agrigentini di Camastra, Campobello di Ricata, la stessa Canicattì, Castrofilippo, Grottenaro, Racalmuto e Ravanusa, sia i comuni nisseni di Serra di Falco, San Cataldo, Sommatino, Delia, Riesi, Montedoro, Bonpensiere. Recentemente dunque i 4 cardiologi in servizio hanno dovuto svolgere orari di lavoro e turni di pronta disponibilità stressanti e pressoché insostenibili, riuscendo tuttavia a garantire il servizio della cardiologia e dell'unità di terapia intensiva cardiovascolare, che ha salvato tante vite umane tra la popolazione del distretto sociosanitario di competenza e non solo. Da un paio di settimane inoltre sono state d'aiuto le prestazioni aggiuntive da parte di alcuni cardiologi degli ospedali di Agrigento e Sciacca, sebbene ciò abbia comportato e comporti delle spese molto elevate a carico dell'ASP. Si aspetta ora la mobilità a Canicattì di cardiologi attualmente in servizio presso altro nosocomio dell'ASP, oppure l'assegnazione di qualcuno tra i cardiologi vincitori del recente concorso a 12 posti, nonostante sia trapelata la notizia, in assenza però di atti ufficiali pubblicati dall'ASP, secondo cui tra i vincitori del concorso nessuno abbia espresso la preferenza per la cardiologia di Canicattì. Ma ciò non dovrebbe costituire un problema, visto che al reparto del nosocomio Barone Lombardo potrebbero essere eventualmente trasferiti alcuni tra questi
questi cardiologi. La tenacia, la dedizione e lo spirito di sacrificio dei 4 cardiologi attualmente in servizio resta tuttora indispensabile, auspicando comunque che si trovi una decisiva soluzione per fare in modo che l'Interland territoriale di Canicattì continui a fruire continuativamente di un pubblico servizio sanitario che ha dato dimostrazione di eccellenza, salvando pure numerose vite umane. Grande mobilitazione alle Eolie per salvare Furia, il nome dato alla vivacissima e indomita giovane femmina di Capodoglio, la cui coda è intrappolata in una rete spadara utilizzata per la pesca illegale del tonno e del pesce spada. I dettagli nel servizio. 3 giorni fa è arrivata alla Capitaneria di Porto di Lipari la segnalazione di un capodoglio completamente impigliato in una rete illegale al largo delle isole Eolie che lo avvolgeva dalla testa alla coda. Subito si sono attivati i soccorsi della Guardia Costiera ed è stata tolta molta rete che lo imprigionava, ma ancora ne resta nella coda e l'animale non si lascia aiutare. Il capodoglio ha cominciato anche a fare delle immersioni sempre più lunghe, superando la mezz'ora per volta, e poiché spesso riemergeva distante dal punto di immersione, non era facile individuarlo al suo ritorno in superficie. Ieri il team è rimasto attivo nella sua ricerca e nella speranza di avvistarlo e aiutarlo. Dietro il tentativo di liberare il gigante del mare dalla rete c'è un grande lavoro di squadra che ha visto in prima linea gli uomini della Guardia Costiera, sia di Lipari che poi della Diciotti, e il nucleo sommozzatori della Capitaneria di Porto di Napoli. Sul luogo, a supportare la Guardia Costiera, anche il biologo Carmelo Isgrò, direttore del MUMA, Museo del Mare di Milazzo. Pensavamo che dopo 24 ore si sarebbe stancato, dice il biologo e sub Carmelo Isgrò, e invece non facilita il nostro lavoro e non favorisce le operazioni. C'è tanta amarezza e tanta rabbia per queste maledette spadare illegali, che ancora una volta sembra abbiano avuto la meglio su uno dei giganti del mare più belli e maestosi che esistano al mondo, aggiunge Monica Blasi, biologa di Filicudi Wildlife Conservation, pronto soccorso tartarughe marine. In meno di un mese 2 capodogli sono rimasti intrappolati in reti abbandonate nell'arcipelago delle Eolie. Il primo è stato liberato ed ora Furia, una femmina di oltre 10 metri, è scomparsa con la coda ancora imprigionata nella rete da pesca illegale, usata per catturare tonni e pesce spada. È ora che il governo e il Parlamento pensino alla politica della pesca regolamentando seriamente queste trappole, dice il presidente dell'OIPA Italia, Massimo Comparotto. Le reti fantasma e altre attrezzature, come i palangari, spesso sono i killer invisibili di tartarughe, grandi pesci e cetacei. L'OIPA ha lanciato anche un appello per ritrovare il cetaceo ferito. Chiunque avvisti il capodoglio chiami immediatamente la Guardia Costiera di Lipari. L'associazione ambientalista Mare Amico, coordinata da Claudio Lombardo, lancia un grido d'allarme per l'inquinamento al tempo del Covid. Dopo aver riempito il mare e lo stomaco dei pesci di plastica, ora arrivano le mascherine. Eccone una impigliata tra gli artigli di un falco pellegrino. La città di Messina, sui dati che abbiamo, attenzione perché poi i dati vanno analizzati, è sicuramente la migliore tra le 3 città, la più veloce, tra l'altro ha avuto questo colpo di reni che va apprezzato e diventa anche insomma, un'iniziativa virtuosa sotto questo profilo. E in generale nell'isola siamo messi bene per i comuni medio-piccoli, il problema rimangono le città. A proposito degli impianti, la nostra regione, il problema delle discariche, in passato addirittura si è fatta strada l'ipotesi del trasferimento dei rifiuti su nave verso altre regioni d'Italia. Oggi la Sicilia come immagina di uscire da quella che più volte è stata vista come un'emergenza nel settore dei rifiuti? Io sono contrario a portarli fuori, salvo che non siamo proprio costretti, perché portare fuori i rifiuti piace o non piace, salvo, attenzione, non ci siano problemi ambientali, qui alzo le mani, in cui quei siti sia sconsigliabile per motivi di inquinamento o altro conferirli, per cui qua non si discute. Ma in una situazione in cui c'è ancora un polmone di riserva che ci consente, è una fase ponte, di raggiungere la raccolta differenziata secondo livelli di legge, se non di più, attenzione, e quindi nel frattempo di realizzare gli impianti, perché devo andare ad alimentare un commercio di rifiuti verso il continente o altri paesi che non conosco con tutti i costi intermedi?
non mi sembra neanche questa una soluzione, insomma, così ambientale ed economicamente e soprattutto eticamente sostenibile. Sport Akragas Calcio, riconfermati alcuni calciatori e un tecnico delle giovanili. Entro fine mese il presidente Sonia Giordano completerà la rosa. Il servizio di Carmelo Lentini. In attesa del ritorno della presidente Sonia Giordano, programmato per l'ultima settimana di luglio, la società ha provveduto a riconfermare un gruppo di giovani calciatori che la scorsa stagione hanno vestito la maglia biancazzurra con grande profitto. Si tratta del portiere Fabio Marzino, classe 2001, del difensore Giorgio Sodano, classe 2002, e del centrocampista Pietro Ingardona, classe 2001. Salgono così a 6 giocatori riconfermati che si sono aggiunti ai difensori Alfonso Cipolla e Giuseppe Ferrante e al centrocampista Samuele Larrocca. Sempre la stessa società comunica di aver affidato l'incarico di responsabile del settore giovanile a Dino De Rosa, ex calciatore biancazzurro degli anni 90. Dino De Rosa recentemente ha allenato la formazione Under 15 nazionale dell'Akragas, quando lo stesso club militava in Lega Pro. Ed ancora il tecnico originario di Cave Tirreni ha allenato i biancazzurri nella stagione 2010-2011 in eccellenza. Per quanto riguarda lo zoccolo duro dei calciatori più esperti, vedi Gambino, Licata e Biondo, ed alcuni già contattati e sui quali vige il più stretto riservo, si attende l'arrivo in città della presidente Sonia Giordana. Secondo i ben informati, il DS Ernesto Russello e il tecnico Francesco Di Gaetano hanno una lista di nomi molto interessante da sottoporre all'attenzione della nuova patron biancazzurra. Si sussurrano i nomi di alcuni calciatori di provenienza dal Palazzolo. Si tratterebbe del portiere classe 90 Virgilio Vitale, del regista avanzato Giuseppe Grasso, classe 92, e dei centrocampisti Andrea D'Amico dell'89 e dell'argentino Pablo Pigliuca dell'88. Adesso è ufficiale, Pippo Romano resta alla guida del Canicattì Calcio. L'accordo tra l'allenatore palermitano Madani, residente a Licata, e la società biancorossa del presidente Angelo Licata è stato formalizzato ieri sera al termine di un incontro durante il quale è stato illustrato il progetto sportivo. Romano ha accettato, nonostante le richieste che gli sono pervenute anche da società di categorie superiori, ha deciso di restare a Canicattì e continuare a far sognare i tifosi che sperano nella promozione in D. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.